Allahu Akbar. Oltre 1000 persone della comunità bengalese hanno preso parte alla preghiera nella moschea Baitul Mamor a Mestre per dire addio a Sama Miad, il bambino di 11 anni che ha perso la vita dopo un bagno nel lago di Molveno a Trento lo scorso 14 agosto. Una celebrazione che ha voluto salutare anche un anziano bengalese originario dello stesso paese di Samad. Presenti anche gli amici e i compagni della scuola Caio Giulio Cesare di Mestre, dove l'11enne aveva frequentato la prima media. Assenti i genitori troppo provati, racconta lo zio. I genitori, lo sapete, un bimbo di 11 anni e dopo 11 anni perdere un bimbo vuol dire che perdere il cuore. Non hanno le condizioni proprio adesso o per parlare o per comunicare con qualcuno perché tutti e due sono mentalmente proprio esauriti, anche fisicamente diventati deboli. Questa è la condizione di famiglia e le comunità anche sono stati un po' silenziosi perché è una cosa che non recuperabile, è una perdita che non si può dimenticare. Lo zio ricorda Samad come un ragazzino brillante e intraprendente. Era molto silenzioso, è intelligente e brillante, e anche era un ragazzo bravo in scuola. Il suo coso più speciale voleva memorizzare tutto il Corano, che vive in Italia con cultura italiana, mentalità italiana, perché quando lui aveva 19 mesi è venuto in Italia, però cresciuto come un italiano. Dopo essere come un italiano, però voleva studiare anche il Corano, che già ha memorizzato è di 5 pagine, già memorizzato, già stava mettendo il massimo impegno di completare il Corano, però il Dio Allah ha voluto perché forse era un'anima buona, che il Dio Allah sempre vuole che l'anima buona, forse è stato deciso da lui. La salma tornerà in Bangladesh. Samad parte lunedì pomeriggio, arriva martedì sera in Bangladesh. Dopo mercoledì mattina ce l'abbiamo un altro funerale, questa sarà l'ultimo saluto in Bangladesh. Così finisce l'istoria di Samad. La famiglia ha voluto ringraziare tutti tramite il portavoce della comunità bengalese di Venezia. Volevo ringraziare tutti i presidi della scuola, insegnanti, i familiari che sono venuti qui per il funerale di Mia Samad. Ci sono anche varie famiglie che sono venute qui per partecipare al funerale di Samad. Avete visto quanti bengalesi che hanno partecipato perché una cosa che noi come comunità non aspettavamo, una cosa di genere con un bambino così piccolo. Ringrazio anche comune e municipalità che mi hanno mandato condoglianze per la famiglia e anche i vicini, tutti queste associazioni che me le hanno mandati. Ringrazio veramente, ringrazio partecipazione di tutti questi bengalesi che vivono in questo territorio.